Purtroppo no, però questo pareggio alla fine del campionato d'andata ci sarà molto utile. Abbiamo fermato una buona squadra, anche se probabilmente i 3 punti ci avrebbero fatto molto più comodo, viste le altre che hanno allungato in classifica. Senti, oggi comunque chi legge 2-2 sul tabellino pensa a una partita equilibrata, però oggettivamente oggi il Treviso meritava qualcosa di più. Sì, a mio parere meritavamo di più. Il secondo tempo abbiamo giocato un ottimo. Il secondo tempo abbiamo giocato degli ottimi 45 minuti, attaccando fin da subito, senza però trovare il gol fino agli ultimi 5 minuti. Creiamo tanto e per tutto quello che creiamo segniamo poco, però l'importante è non prendere gol e sempre farne uno in più degli avversari. Poi le occasioni da gol le creiamo sempre e il gol arriverà. Ascolta, sui gol, in particolare che facciamo tu, cioè eri già convinto di piazzarla, di metterla, pensavi di un cross? No, ho pensato a concludere subito l'azione e provare il secondo palo, anche perché ho visto il portiere un po' decentrato e c'era una mischia in aria, quindi probabilmente non avrei neanche visto il pallone partire e poi sappiamo tutti com'è andata. Visto che per te comunque oggi è una giornata speciale perché hai trovato un bellissimo gol, vuoi dedicarlo a qualcuno? Voglio dedicarlo a tutta la squadra che mi ha sempre spronato a dare il meglio di me stesso e grazie ai consigli dei più anziani mi hanno sempre aiutato tutti a crescere, e anche in un ruolo che subito non è stato il mio, però mi sto abituando molto bene e inizia a piacermi.